Ben ritrovati gentili amici e amiche all'ascolto, edizione della notte del nostro audiogiornale, curato come sempre e prodotto dal portale web www.friulitv.net. I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.995, con un incremento di 18 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti 1.131, mentre i clinicamente guariti sono 147. Si registrano 7 decessi in più rispetto a ieri, che portano a 278 il numero complessivo di morti da Covid-19. L'ho annunciato come sempre nel consueto appuntamento dalla sede operativa della Protezione Civile di Palmanova il vicegovernatore Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito, 144, seguono Udine con 70, Pordenone 60, Gorizia 4. Relativamente ai casi positivi, Trieste 1237, Udine 949, Pordenone 627, Gorizia 181. A questi si somma una persona non residente in regione. 13 rimangono attualmente in terapia intensiva, mentre 136 sono i ricoverati in altri reparti. Le persone in isolamento domiciliare 1090. Si racconterà anche come appassionata velista la chef stellata Antonia Klugman, che venerdì alle 18 sarà protagonista di uno degli appuntamenti del cartellone digitale del porto di Trieste, Io resto a casa e navigo. Un viaggio tra le mura domestiche dedicato a cinema, musica e poesia in programma fino al 20 maggio prossimo. In un momento di mobilità limitata, Klugman parlerà attraverso il sito e i canali social del porto di cinema e consiglierà il suo film del cuore, lo storico lungometraggio di Carole Ballard dedicato all'America's Cup, Wind più forte del vento. Prima donna giudice del format italiano di Masterchef, vincitrice del Bologna Award 2018 del City of Food Master attraverso la sua cucina, spiega in una nota, Antonia Klugman offre testimonianza dei valori della sostenibilità agroalimentare e della promozione dell'educazione alimentare. La sua è anche una sostenibilità declinata in chiave pragmatica, con un ristorante a numero limitato di coperti che permette di seguire artigianalmente i clienti e di sostenere il ristorante con un orto dedicato. L'Assemblea dei soci di Autovie Venete ha approvato a maggioranza, con l'astensione di Generalitalia, l'elenco dei nuovi componenti del CDA, proposto da Friulia SPA, che sarà formato da Maurizio Paniz, indicato come presidente, Tiziano Bembo, vicepresidente, Zorro Grattoni, Laura D'Orlando e Elisa Faccin. Al termine dell'assemblea, il presidente uscente, Maurizio Castagna, ha affermato, riporta la nota, che con orgoglio, insieme a tutto il CDA, oggi consegna al nuovo organo amministrativo una società sana, ben strutturata e in equilibrio dal punto di vista finanziario. L'assemblea si è svolta in videoconferenza dalla sede della concessionaria Trieste, in collegamento tra gli azionisti Friulia SPA, A4 Holding, Regione Veneto, Generalitalia, Banca Cividale, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Ter, Credito Cooperativo, Comune di Esolo, Enrico Anzolin e Zorro Grattoni. Stop ai lavori partiti da 2 giorni per la realizzazione della prima rotonda in Viale Venezia Udine, tra via Birago e via Terranova. A chiederlo, con una nuova richiesta alla Procura di Udine, il Comitato Salviamo Viale Venezia, alla luce dei procedimenti avviati che devono bloccare i lavori in attesa dei pronunciamenti. Disatteso il fondamentale e imprescindibile confronto promesso dalle istituzioni con i cittadini, denuncia il Comitato nella nota, ma soprattutto è stata violata la sospensiva conseguente ai procedimenti amministrativi in corso e alla presentazione del ricorso al Capo dello Stato depositato dal Comitato Salviamo Viale Venezia, che rileva invece come, nonostante l'emergenza sanitaria, il Lidl non si sia fermato, anzi abbia pensato bene, in pieno lockdown, di opporsi al ricorso del Capo dello Stato, inviando le notifiche ai componenti del gruppo, e ai componenti del gruppo fa sapere la portavoce del Comitato Irene Giurovic. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo per domani, mercoledì 29 aprile. Al mattino cielo nuvoloso con probabili piogge sparse intermittenti, in genere moderate. Dalle ore centrali possibili rovesci temporaleschi con piogge localmente abbondanti in trasferimento dalla zona montana verso la pianura orientale, poi sul Carso successivamente seguirà un miglioramento con schiarite. Sulla costa vento da sud-ovest debole o moderato.
Le temperature in pianura, le minime oscilleranno tra i 9 e i 12 gradi, le massime tra i 17 e i 19. Sulla costa 12 e 15 le minime, 16 e 18 gradi le massime. Con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per l'ascolto, vi auguriamo un buon proseguimento di nottata, in questo caso a tutti, e ci sentiamo al prossimo appuntamento.